Buongiorno e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura la cronaca con il gravissimo incidente avvenuto questa mattina alle 9 nel tratto tra Monfalcone Est e Duino, in direzione Trieste. Vedete le terribili immagini, il bilancio di una persona deceduta, stando a una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Un'auto ha percorso la carreggiata in direzione Trieste in contromano, scontrandosi poi con un altro veicolo leggero che procedeva sulla corsia di sorpasso. L'impatto è stato violento in una curva, a tal punto che l'auto, che procedeva nel senso giusto di marcia, è esplosa, ha preso fuoco, il conducente è morto. Sul posto 118 i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico. Il tratto tra Monfalcone Est e Duino è tuttora chiuso con deviazione al traffico poco dopo il casello dell'Isert sulla strada statale 14. Questo è il fatto di cronaca. Ora veniamo all'economia. Il blocco della cessione del credito nelle ristrutturazioni e nel superbonus rischia di creare non pochi problemi alle 13.000 imprese della regione, di cui 11.000 sono nel comparto degli artigiani. Un effetto boomerang da 13 milioni di euro, tale il giro d'affari che rischia di andare in fumo. Sentiamo il servizio. Un danno da 35 milioni di euro solo in Friuli Venezia Giulia è la stima di Confartigianato per il blocco della cessione del credito. Il super bonus 110% che nel 2021 aveva creato le basi della ripresa nell'edilizia ora rischia di trasformarsi in un boomerang. Così, dinanzi all'allarme, il presidente Graziano Tilatti in queste ore ha firmato una lettera inviata al presidente della regione Massimiliano Fedriga e al commissario di governo Annunziato Varde affinché anche le istituzioni si adoperino al fianco delle categorie per superare una condizione che sta mettendo in crisi il comparto edile e anche le famiglie. Io credo che il governo debba ragionare al momento e ripristinare lo status precedente per consentire a quelli che hanno in corso di poter onorare i loro impegni. Poi su questa misura sedersi a tavolino, fare un percorso pluriennale. L'impatto fortemente negativo rischia di creare non pochi problemi alle oltre 13.000 imprese del settore delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia, di cui quasi 11.000 artigiane, in cui operano 35.000 addetti. Crediamo che il governo con questa misura voglia dire fine a questa misura, che è una misura intelligente che andava nella direzione anche richiestaci dall'Europa di rigenerare tutto il nostro patrimonio edilizio, in particolare quello residenziale. Una tempesta perfetta per le piccole imprese già colpite dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dal difficile approvvigionamento delle stesse. Ora veniamo all'emergenza sanitaria e ai suoi effetti, soprattutto con gli eccessivi carichi di lavoro per gli infermieri che costringono gli stessi operatori sanitari ad andare in fuga dagli ospedali della regione. La CISL chiede di intervenire a tal proposito, chiede incentivi economici per l'intera categoria. Servizio. È emergenza personale al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove i sindacati rilevano un lieve miglioramento per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso. La CISL fa il punto della situazione. Gli infermieri soprattutto se ne stanno andando a lavorare nel privato e la fuga negli ultimi mesi è aumentata. Noi proviamo a pensare solamente in questo periodo, noi abbiamo soprattutto donne che si ritrovano magari a dover fare turni anche di 12 ore, a saltare i riposi, ad avere dei figli magari a casa in didattica a distanza, e quindi la vita privata di un infermiere ma anche di tanti altri professionisti della sanità, tecnici di radiologia, di laboratorio, fisioterapisti, cioè viene sempre meno. Da un confronto sindacale emerge il numero di posti letto Covid. 229 con una ripartizione in quasi tutti i presidi ospedalieri della SUFC, che come noto è un'azienda che va dato il mezzo alla Tisana e anche Sappada. Quindi nella quasi totalità dei presidi sono stati istituiti posti letto. Pennino punta il dito sulla carenza di personale partendo dagli infermieri. Lì non abbiamo graduatorie, è vero. Per altri profili le graduatorie ci sono. L'azienda ha già avviato l'assunzione di operatori sociosanitari, ne abbiamo 476 idonei. Ne hanno cambiati 50, si possono scorrere quelle graduatorie perché quei profili servono in tutte le realtà. Dall'altro lato le minori restrizioni varate dal governo, in particolare per quanto riguarda i vaccinati, vanno incontro alle esigenze di ristoratori e baristi, una delle categorie più colpite dalla pandemia. La FIPE Confcommercio parla di ripartenza, anche se il vero nemico ora è l'inflazione, soprattutto gli aumenti delle bollette. Vediamo, sentiamo i ristoratori.
Sono passati quasi 2 anni dalla pandemia, chi ha sofferto di più sono bar e ristoranti, però adesso il governo ha deciso in questi ultimi provvedimenti di dare meno restrizioni e voi come l'avete accolta? Si auspica che vengano veramente abbassare diciamo, le restrizioni, perché abbiamo avuto 2 anni veramente di crisi. Le minori restrizioni molto probabilmente terrorizzeranno meno la gente, ecco. Credo. Speriamo che ci siano regole più facili e magari anche un po' più chiare, perché sinceramente non si capisce un po' più niente, perché le cose cambiano non dico giornalmente ma di settimana in settimana e quindi uno non si riesce a fare neanche un quadro chiaro della situazione. C'è un ritorno alla normalità nei bar? Purtroppo no, cioè il lavoro è sempre uguale, poi la storia del Green Pass ha buttato giù tanto il lavoro. Il vero problema potrebbe essere l'aumento dei costi? Assolutamente sì, lei consideri che da agosto, quindi l'anno scorso, la corrente e il gas è aumentato di più del 50%. No, noi non abbiamo aumentato niente, però come ha detto lei adesso le bollette sono aumentate, non di poco anche. Con gli aumenti ultimi, luce, gas e quant'altro, veramente siamo ridotti diciamo allo stremo. Fra poco con questi aumenti nuovi dovremo sicuramente aumentare, perché aumenta tutto. Andiamo ora nella destra tagliamento, andiamo a Barcis, si parla dell'opera di sgaiamento del lago, gli agricoltori della destra tagliamento avvertono sensazioni condivise, il volume dell'invaso andrà ulteriormente a ridursi. Servizio. La preoccupazione è forte per il lago di Barcis. La recente presentazione dello studio per lo sghiaiamento dell'invaso da parte dell'amministrazione regionale è senza dubbio un segnale positivo, ma Coldiretti Pordenone ha voluto esprimere i timori da parte del mondo agricolo. L'associazione di categoria, tramite il suo presidente Matteo Zolini, insieme a Walter Colussi, presidente del consorzio di bonifica Celina Meduna, rilevano quanto l'opera di sghiaiamento presentata nei giorni scorsi dall'assessore regionale Scoccimarro a Montereale Valcellina sia di fondamentale importanza per il settore primario, in quanto l'invaso di Barcis rappresenta una riserva di acqua indispensabile per poter svolgere agricoltura con sistemi moderni, per produrre materie prime e cibo di qualità, ma soprattutto per consentire alle numerose aziende agricole di poter far reddito per sé e per tutto l'indotto, ma anche di fare ambiente, paesaggio e salvaguardia del territorio per tutti i cittadini. Coldiretti ricorda come, oltre a non essere ancora stata individuata la soluzione definitiva, ci sia la preoccupazione per gli interventi urgenti e necessari da realizzare per non peggiorare la situazione, in quanto annualmente si accumulano a Barcis circa 250-300 mila metri cubi di ghiaia. Se al confronto con le amministrazioni locali non ci fosse accordo su soluzioni di breve termine, il volume del lago si andrebbe ulteriormente a ridurre. Con l'assegnazione del premio speciale della testata al Friuli si è concluso il concorso per le scuole Un Natale di emozioni organizzato dal Comitato regionale delle Proloco. Allora sentiamo anche l'intervista al presidente del Proloco Pezzarini. La scuola dell'infanzia di Ragogna si è aggiudicata il premio speciale Il Friuli nel concorso per le scuole Un Natale di emozioni organizzato dal Comitato regionale delle Proloco. Grazie a 15.949 presenze espresse sia con i coupon sia con il voto online, Ragogna è giunta prima, precedendo di un soffio un'altra scuola materna, quella di Vissandone di Basiliano. Originale la tecnica utilizzata per il presepe vincitore, allestito con frutta, verdura e altri cibi, in quanto è stato inserito in un percorso annuale di educazione all'alimentazione. Hanno partecipato una quarantina fra scuole primarie e dell'infanzia. Con questa premiazione si conclude il progetto di Natale, che quest'anno ha visto diverse iniziative organizzate dal Comitato regionale. Prima di tutto le scuole, noi ci teniamo moltissimo, sono oltre 10 anni che portiamo avanti questo progetto, che non è solo un progetto limitato al Natale, perché abbiamo visto che le scuole investono molto su questi progetti. Seconda cosa, la mostra a Udine, la mostra dei presepi, che quest'anno ha avuto 6.000 presenze. Abbiamo traslocato da Villa Manin alla chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, e questa è stata veramente un successo nonostante la pandemia, nonostante il tempo inclemente. E poi il Giro Presepi, anche qui molte località in tutto il Friuli hanno realizzato queste iniziative per continuare nella tradizione e riscoprire i valori che il Natale ci porta. Si chiama Ineco ed è il concerto andato in scena nel Duomo di Udine in onore di San Biagio. Sentiamo.
Per l'OCA, progetto culturale sulla riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero finanziato dal programma Italia-Austria VA 2014-2020, il Duomo di Udine ha ospitato INECO, concerto in onore di San Biagio organizzato dal Comune nell'ambito di un viaggio narrativo e musicale sulle radici storiche, culturali e religiose della città e del Friuli. Parliamo di un progetto che si avvia alla conclusione e che ha esplorato la geografia dei santi patroni Ermacro e Fortunato e di San Rocco, del quale faceva pure parte la citata tradizione devozionale verso San Biagio di Sebaste, secoli III e IV, testimoniata da numerose tracce artistiche come statue e tele di pregio, in riferimento alla tradizione religiosa popolare legata alla benedizione della gola. In tutto il Friuli ve ne sono oltre un centinaio di opere d'arte che documentano questo culto e le feste religiose ad esso collegate, fra le quali la chiesa di Santa Maria in Castello a Udine ed il museo della cattedrale. Con INECO, titolo del concerto di cui ci stiamo occupando e che è leggibile allo stesso modo anche in latino, inglese e tedesco, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, in collaborazione con l'Accademia Organistica Udinese, hanno predisposto un programma orchestrale che spazia dal periodo rinascimentale barocco, attraversa l'epoca classica per approdare al Novecento, in linea con la cronologia a cui fanno riferimento le citate testimonianze artistiche, interpretato da 12 musicisti, frautoni e timpani diretti da Alessio Venier, con i 2 organi della cattedrale nei quali si sono alternati Beppino delle Vedove ed Alberto Pez, con lo storico e scrittore friulano Angelo Floromo invitato alla narrazione storica della figura di San Biagio con aneddotica e ricerca delle suggestioni ancora vive nella memoria popolare, mentre a rendere gli onori di casa sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini e Monsignor Luciano Nobile, arciprete della cattedrale e vicario urbano. Non ci sono altre notizie, il telegiornale torna alle ore 19, vi auguro buon pranzo a tutti, arrivederci.